Siamo con l'allenatore della formazione della TR Azzurro Hockey Novara, Paolo Campanati. Allora Paolo, innanzitutto una vittoria importantissima per rimanere in scia dello Scandiano, anche se forse questa sera qualche errore soprattutto in difesa c'è stato. Sì, importante, abbiamo visto il risultato prima, sapevamo ancora prima di iniziare la partita che Scandiano aveva vinto, quindi era importante portare a casa i 3 punti per rimanere lì a un punto da loro. E sì, errori ce ne sono stati in difesa, tante distrazioni, in particolare il primo tempo, forse più del secondo, adesso poi andremo a rivedere la partita con calma. Anche in attacco sì, qualche errore, abbiamo avuto tante occasioni stasera, potremmo sfruttarne forse qualcuno in più per le potenzialità che abbiamo, però ti direi, insomma, io ai ragazzi faccio i complimenti perché hanno tenuto la testa giusta in un momento in cui la partita poteva prendere una piega sbagliata, e quindi insomma va bene, insomma, poi siamo rimasti in vantaggio, siamo rimasti sempre in vantaggio, anche quando ho recuperato il gol ha mantenuto la giusta concentrazione, quindi bene, insomma. Quindi direi guardiamo questo bicchiere mezzo pieno. Sì, assolutamente sì, insomma, adesso è chiaro che ognuno vorrebbe ogni partita la partita perfetta, dove è impossibile. È impossibile perché sono scelte da fare in tempi molto brevi, tante volte si fa la scelta giusta, tante volte non è quella corretta, quindi insomma nel complesso sono soddisfatto della prestazione. Grazie mille Paolo. Grazie a voi.